L'analisi nelle parole che tu hai detto, e cioè abbiamo dominato il primo tempo, purtroppo abbiamo finito solamente con un gol sopra. Siamo rientrati nel secondo, non lo so, forse c'è stato un blackout di 3-4 minuti dei ragazzi. Loro ci hanno fatto 3 gol in sequenza, 3 tiri, 3 gol, uno appresso all'altro. E quindi siamo andati sotto 4-2. Ma noi stavamo giocando, abbiamo ripreso a giocare con forza, con tranquillità. Abbiamo avuto tantissime occasioni da gol, clamorose. Alla fine abbiamo fatto il gol del 4-3 e poi è finita così. Credo che sinceramente meritavamo decisamente molto di più, insomma. Ma Ciccolini è un'assenza importante, ma come lui ci sono state stasera tante altre che erano importanti. È chiaro che Ciccolini è uno che fa gioco in mezzo al campo, gioca davanti alla difesa, da play basso, quindi è lui che imposta la primazione della squadra. Però ripeto, io non mi nascondo dietro all'assenza di oggi, magari ce l'avevano anche loro, io non lo so, però meritavamo decisamente di più perché abbiamo creato tantissime azioni da gol, spero che nel filmato vengano messe tutte, è un risultato assolutamente bugiardo, ho sentito Augusto prima che diceva che in altre partite aveva fatto tanto ma raccolto meno, stavolta ha fatto meno e ha raccolto di più, il calcio è questo, ci sta, loro sono stati bravi a concretizzare le occasioni che hanno avuto, hanno vinto la partita, bravi loro. Ma questo lo dirà solamente il tempo. Questa sera una partita per noi era molto importante, dovevamo assolutamente vincerla, ci abbiamo messo tutto l'impegno, non ci siamo riusciti. Adesso il calendario vedremo, è vero pure che abbiamo degli sconti diretti, per cui se poi li portiamo a casa manteniamo sempre una grossa distanza. In fondo oggi avendo perso, anche se le altre due squadre dovessero vincere, comunque non ci riprendono, comunque rimangono dietro. Viviamo alla giornata, quello che verrà andrà bene, noi però ci crediamo, sappiamo che ci arriveremo. Va bene, grazie, in bocca al lupo e complimenti al presidente Villani della Roma Calcio 8. Grazie.